Signore e signori, benvenuti allo Stadio Pacifici di San Donà, secondo turno del campionato d'eccellenza 2014-2015. Stanno scendendo in campo i rossoblu che affronteranno il Lafert San Donà in questo secondo match, un match sicuramente molto importante, un derby veneto, Rovigo contro la Razza Piave, una Razza Piave che abbiamo visto in grande spolvero nel primo match durante il Veneto Derby Day. Con me come sempre Antonio Romeo. Ciao Antonio, benvenuto. Ciao a tutti, buon pomeriggio, buon rugby. Caffini, ultimo blocco, Bronzini attacca la linea, c'è un vantaggio, bravo Giorgio, pallone a disposizione. Siamo senza mediano, quindi dobbiamo vedere se ripartire lenti o fidarci delle buone mani dei nostri. Un po' di ghiaccio, intanto parte Stefan Basson al piede, Si alza bene, sembra buona e viaggia in mezzo. Primi 3 punti per la FMCZ Rugby Rovigo Delta, calcio piazzato, che ha vinto il Grande Slam nel 2006, parte Matt Cornwell al piede. Si alza bene. Sembra buona. E c'è il pareggio sandonatese 3-3 quando siamo al 19esimo del primo tempo. Dovremmo tirarla fuori immediatamente, appena si può. Riusciamo. Non vale non di qualità per Stefan Bassoni, il calcio non lo è nemmeno. Per cui c'è un pasticcio però. E ancora Steven Bortolussi a mettere pressione. Attenzione Damo al largo, costretto a calciare. Il pallone è giocabile, bravo Emiliano Caffini a crederci. Andato a recuperare subito, servito per Malan. Adesso siamo in possesso del pallone, dobbiamo essere tranquilli nel riorganizzare il gioco. Potremmo sfruttare però un po' al largo anche l'assenza. Abbiamo Majstorovic, qui c'è un 2 contro 1. Se Luciano è bravo nella linea di corsa sicuramente mette in difficoltà la difesa sanotese, così è. Molto bene Menon a mantenere il possesso, ancora Bronzini. Abbiamo tanti giocatori nello spazio. Vediamo Edo Lubian con tanti giocatori al largo, ceccato per Steven Bortolussi, e c'è Livanti e Matteo Maran, ma si ritorna sul punto precedente. Tanto buoni segnali anche da parte del Rovigo. Stefan Basson ancora dalla piazzola, 6-3 Rovigo il 25esimo e va a... Se nelle nostre corde dobbiamo riuscire a sistemare durante la partita, perché soffrire per 80 minuti in miscoordinata non è una buona cosa. Spingono subito i ragazzi Sandonà, per cui parte Andrea De Marchi, pallone in mano, punta Vian e Cornwell, ancora pesta sui piedi il numero 8 Rodigino. Setup centrale, arriva la pulizia di Jeff Montoriola, ancora Bronzini che attacca la linea, andiamo a pulire. Siamo senza 9, quindi non se ne accorgono. C'è Edo Lubian che va a mettere una pezza per Emiliano Caffini, l'ex Zebra, arrivato a Rovigo quest'anno. Arriva adesso Bronzini che era prima invischiato nel punto d'incontro. Lucio Rodriguez per Billingawini, l'incrocio con Stefan Basson all'interno di Coroi, ancora Bronzini, alimentiamo l'ovale. Max Ravalle non entra nel gioco, per cui è stato bravissimo a togliersi dal gioco, non toccare nessuno e non creare le situazioni di velo. Tanto Ghice su Preston, guadagniamo terreno. Infatti l'arbitro lo ha capito. Il drop di Stefan Basson e la mette. Intelligente Cicci. Sicuramente ha nella rapidità, anche nel movimento, ottime caratteristiche. Terzo blocco, quindi attaccano molto alto, vedi? Molto bene questo movimento dell'attacco sandonatese. Bertetti con un grossissimo avanzamento territoriale. Cornwell prova un chip, attenzione, arriva la copertura ma non riesce, la meta di Dotta di Cornwell. Era quello che abbiamo visto fare da Cornwell, era non so se voi ve lo ricordate, era un movimento. Sì, sai, lì Bronzini aveva provato a tornare in gioco. Parte Cornwell intanto al piede e la mette dentro. 13-9. L'introduzione di Giorgio Bronzini. Riusciamo a tallonare, bisogna prendere questo vale. Stavolta c'è la spinta laterale. Sì, da parte del pilone sinistro. Parte Stefan Basson al piede. Buona. Altri 3 punti Rovigo. Questa possibilità per Sandonà di allungare, di portare sul +4. Parte Cornwell. Si alzano le bandierine, per cui Pietro ha detto che non ci va. Intanto conquistiamo a fatica questa touche. Denis Majstorovic per vie centrali, prova verticalmente, viene fermato con Ghice in percussione, abbassa la spalla e va a caricare. Edo Lubian, attenzione, serve il sostegno, qui serve una pulizia rapida, rischiamo di perdere l'ovale. Sì.
teniamolo vale, attenzione Lucio, potrebbe sfruttare un corridoio ma apre per Gullo Zanini, vediamo Gullo di forza, impatta via Zanusso, si porta 2 giocatori sul gruppino, adesso vediamo cosa succede. Buono, porta chiusa per Bibi, ma noi ma abbiamo... possesso mantenuto. Rallentano l'azione dei rodigini, i ragazzi di Sandona. Qui una trasmissione non perfetta, perdiamo tempo, perdiamo attimi preziosi per trovare il varco giusto. Edo Lubian, partiamo da fermi, per cui siamo abbastanza piatti a questo punto di vista e non mettiamo quesiti la difesa veneziana. Ancora Lucio Rodriguez, Prima schiena, 3 pari. Stefan Basson, Billingawini su Bertetti, però l'incrocio con Emiliano Caffini, il buono e il placcaggio di Iovu. Ancora altra fase, Gullo Zanini, ancora lì, serve il sostegno, arriva il sostegno di Bronzini, dobbiamo pulire questo valle il prima possibile. Stefan Basson nel ruolo di mediano di mischia, anche la chiusa su Billy qui. Lucio, l'apriamo per Ghige, fermato molto bene, adesso dobbiamo aprirla tutta al largo, c'è Steven Bortolussi da solo praticamente, ma qua sbagliamo una cosa elementare. Non possiamo sbagliare una cosa del genere. La testa deve essere lì sul campo. Abbiamo fatto il movimento prima di avere il possesso del pallone in mano. Proviamo il drop con Stefan Basson. E lui la mette, e lui la mette, e lui la mette. Parte l'inglese. Sembra molto... è stretta, e chiama il mark. E potrebbe giocarla subito, così è ancora un calcio in profondità. Prova dietro Preston, la pressione di Davide Farolini sul neozelandese. È bravo Davide, qua la pressione su Rorato che sfugge a Jeff Montoriol. Era un'ottima occasione per il turnover, non siamo riusciti. Damo nel ruolo di mediano di mischia, l'avanti di Sala, giochiamoci questo vantaggio, bravo Edo Ruffolo. La pulizia immediata, Marco Fratti dentro per Bibi Quaglio, cade anche l'arbitro. Questo è calcio. Parte Stefan Basson, si alza bene ma non entra, è stretto, passa indietro, il calcio morbido, e centri pali. Sì, anche se centri pali noi restiamo dentro il bonus lo stesso. E finisce la partita con la vittoria dell'Apert Sandona sulla Femici Z, meritatissima per quello che Rovigo Delta ci ha fatto vedere il Sandona sul proprio campo.